e fare un bel applauso subito a Marco Massignani che si avvicina a me. Ciao Marco, benvenuto. Allora, abbiamo invitato Marco perché ha una passione, un hobby, poi ci dici tu, molto molto particolare, giusto? Nel senso che qui per me è passato presente, però tu fai nel presente qualcosa che in realtà tanti di noi acquistano magari più al passato, da abitudini passate, giusto? Allora, intanto cominciamo dalle basi. Da dove nasce il tuo rapporto fra uomo e animale? Diciamo così tanto cercano di capire cosa fai. Quando nasce? Come nasce? Il mio fascino per il rapporto che l'uomo con l'animale, da piccolino magari quando vedi le persone che hanno magari un cane che lo addestrano un po' e dà mia zampina, piuttosto che senti di giocare le persone vicino a te con il proprio animale, e poi ci pensi anche con quante cose fa l'uomo con l'animale, cioè quante cose negli anni l'uomo ha fatto con gli animali. Parliamo appunto dei cani che fanno da pastore, quindi questa vicinanza di collaborazione anche a livello produttivo, perché c'è appunto il pastore che ha il cane da pastore, il cacciatore che ha il cane da riporto, piuttosto che il cane da guardia, il cavallo non ne parliamo, che il traino. E ti affascinava fin da piccolo sta cosa? Capire, esatto, da piccolo, e poi ci pensi anche da grande, appunto, questi animali che collaborano con gli uomini e magari viceversa. Certo. È un po' un problema per gli animali la presenza dell'uomo magari. Chiaro. E a un certo punto arriva nella tua vita la pet therapy. Dici in due parole cos'è? Cioè, non tutti lo sanno. È perché ho fatto un po' un corso, ma non è proprio un corso di pet therapy, okay. È un avvicinamento a quel tempo lavoravo anche in una struttura per disabili, okay. Quindi ho visto un po' anche una possibilità e appunto proviamo anche a vedere questo altro utilizzo degli animali. Quindi ti affascinava l'idea di avvicinare ai disabili le persone con qualche problema, magari vedi che cambiando di ruolo, certo, la gente mi accudisce a me che sono una persona in difficoltà, al contrario io mi devo prendere cura di un animale, quindi e lì cambia la cosa. Com'è stato quel periodo? Cioè, hai capito, come dire, a parte i ricordi giovanili, hai capito subito che volevi fare qualcosa di più? O era semplicemente vediamo? Ma mi butto, mi butto, ma scherziamo, sì, non era una cosa. Cioè la prendevi quasi scherzosa la faccenda? Certo, no. Ok, allora qui non hanno capito, chi ha capito? No, grazie. Per qualcuno che mi conosce, che ti conosce, facciamo così, chi è Artù? Artù è il mio gufo. Ok, quindi lui ha un gufo, se ne occupa e convive sostanzialmente con un animale che non è il cane, il gatto, il cavallo, cioè è una cosa un po' particolare, no? Diverso, quindi sì. ce lo descrivi in breve, cioè quanti anni ha? Dove l'hai trovato? Da una quindicina d'anni, più che trovato, appunto, facendo questo corso ho conosciuto un falconiere. Ok. Molto preparato, molto coinvolgente anche, perché veramente la sua passione mi ha coinvolto. E appunto c'è la differenza tra il rapporto dell'animale, come dicevo prima, con il cane e il cavallo, piuttosto perché sono animali molto addomesticati. Il cane, a furia di fare i croci, è diventato un animale domestico. Il cavallo si deve domare, si deve avere un protocollo, una mano pesante per renderlo mansueto. Qui invece no, qui è un animale praticamente selvatico e la fiducia ce la devi guadagnare giorno per giorno, e ogni giorno da ripartire a conquistarti la fiducia degli animali. Senti, ma permettimi di fare questa domanda, proprio una curiosità che forse ha qualcuno anche, ma ci sono dei giorni in cui vedi che il gufo è felice o è triste
O è una domanda scema? Felice o triste non saprei dire, perché poi sono sempre cose che noi umani percepiamo e manifestiamo in una determinata maniera. Il gufo magari, gli animali selvatico, e forse anche più elementare, lo vedo magari infastidito, lo vedo magari strano. Felice, sì. Un po' troppo. Quando rientro dal lavoro lui mi saluta sempre. Sì? Sempre. Cosa vuol dire salutare? No, scusami un attimo, ignoranza. Ma lui di solito rimane in silenzio e ti saluta quando No, arrivi? ogni tanto vocifera anche da solo, però lui capisce che sei... quando rientro mi sente. Quindi c'è uno scambio, un'affinità elettiva c'è. C'è, l'affinità c'è. Altra domanda, ma dato che c'è stasera tema passato presente, no? Ma tu hai la percezione che qualche volta lui abbia un ricordo del passato? Cioè adesso forse la domanda è un po' troppo, ma come se tu vedessi nei suoi occhi che capisce che è già successa quella roba. Ce l'hai questa percezione ogni tanto o no? O è proprio istinto puro, momento per momento? È molto istintivo, infatti anche per tenerlo, cioè come ti dicevo, sempre una scommessa, perché quando per esempio si fa fare del volo libero è sempre un'incognita, cioè deve essere sempre stimolato con determinati mezzi, insomma, con determinate tecniche, perché appunto se no cioè, lo devi sempre costruire il rapporto, insomma. Non è una cosa scontata, non è un cane che appunto quando rientri magari sì, ti fa più festa il cane perché ti accoglie, ti scodinzola. Se vai in vacanza una settimana magari ti distrugge anche la casa, perché tanti cani sono dispettosi, poi quando torni magari ti fa le feste comunque. Se lo lascio fermo tanto tempo dimentica un po' le cose, si ricorda di me, perché appunto sono successe anche delle cose che magari poi le racconto e quindi insomma noti che c'è una familiarità. Sì, senti, sì. Ma ti va infine di raccontarci un aneddoto che in questi anni ti è capitato con lui? Beh, l'aneddoto più che ti ha proprio colpito, che quello più importante è quando è scappato. È scappato. E lì che succede? Cioè, nel senso, pace allora, bene? pace bene no tanto. Nel senso, io non me ne ero accorto, stranamente quella mattina non lo saluto. Vuoi vedere proprio il segno? Strano a me, vuoi vedere il segno, e mi chiama mia moglie di lavoro, guarda che la gabbia è aperta, tu non ce l'hai tu. No, sono al lavoro, quindi un po' strano, insomma. Quindi la gabbia sarà aperta? Perché la sera prima c'è stata la famosa vaia. Gigi. E siccome quando ho montato la voliera, il catenaccio, ho montato un catenaccio che col senno di poi non era adatto, no. Ho dovuto dividere a San, insomma, visto che parliamo del dialetto stretto. Quindi se l'è aperta? Si è aperta col vento, lui si è spaventato certo. Ed è uscito. Come l'avete trovato? Allora il problema è che quando in voliera faccio un piccolo per capirci. Quando lo faccio volare ha dei lacci particolari alle zampe, i getti si chiamano, di cuoio, quindi se mi scappasse mentre lo sto facendo volare è riconoscibile che il falcon di un falconiere, certo. Perché uso la parola grossa, falconiere, e in quel caso lì non aveva nulla perché era in gabbia, quindi nessuno poteva riconoscere come un falco addestrato, diciamo, come un falco, un gufo addestrato. E niente, cosa fai? Chiami la polizia? Sì, ho avvertito, ovviamente mi sono fatto aiutare dal mio amico, che abbiamo avvertito tutte le autorità competenti, le forestali, eccetera, ma non è che escono a cercartelo, insomma, giustamente, però se
qualcuno avesse avuto notizie poteva riferire quantomeno segnalare. E come l'avete trovato? È passata una settimana. Una settimana? È passata una settimana e io l'ho sempre cercato nei primi 2 o 3 giorni intorno a casa, perché appunto uno si documenta, sa pensa perché chiaramente non ero consapevole che secondo le mie ricerche appunto gli dà fastidio il rumore, dà fastidio la confusione, quindi è nei campi intorno a casa. Io ho localizzato un paio di case che potessero essere fare al caso da ricovero, perché erano delle case abbandonate, magari lo andavo a cercare più o meno là. E niente per una settimana. E un vicino ha segnalato dopo 3 giorni che l'hanno avvistato tutt'altra parte di dove abito, verso Poliolo. E quindi questo qua si è fatto il centro di schio. Il centro di schio, poche parole, odia il rumore, però si è passato il centro di schio. Ma scusami, una domanda stupida. Sono ignorante come probabilmente gran parte di noi. Un gufo che passa per schio, cosa fa? Cioè vola in quota o chi lo sa? Chi lo sa cosa ha fatto? Anche perché si muove col buio. Quindi è impossibile anche da capire. Impossibile anche averlo avvistato in volo. Anche perché è un animale che io per esempio in natura non ho mai visto, cioè fra tutti è chiaro, gli animali rapaci, i notturni rapaci, ne ho avvistati tanti fra gli occhi civili. Il gufo reale non l'ho mai avvistato. E solo dopo l'avete trovato e quindi siete andati a casa. La cosa bella di quando è successo, c'era anche mia moglie che mi ha accompagnato, è stato importante, e quando mi ha visto non ho fatto neanche in tempo a chiamarlo e mi è arrivato il pugno. Ma allora ti conosce davvero? E ora subito ho pensato, era affamatissimo perché una settimana via. Quando l'ho portato a casa l'ho pesato perché ha la sua bilancia, perché bisogna pesarlo, e aveva lo stesso peso di quando è partito. Quindi non è tornato per fame, è tornato per... Bello. Marco, è stato bello ascoltarti. Grazie.